Bentornati al Senz'altro Show! Un saluto a voi a casa e al nostro splendido pubblico! Dai, iniziamo subito questa puntata con un collegamento, collegamento con una coppia di amici che stiamo seguendo da qualche tempo a questa parte e che anche questa sera ritornano a trovarci. Scusa in questa Marco, puntata. anche se uno arriva con un cartello, mamma ti voglio bene, no dai. No, però dai, scusa, vieni qua, vieni qua, fategli un applauso perché mamma ti voglio bene. Scusa, non posso neanche dire che parole perché mamma ti voglio bene. Bellissimo il cartello, però cosa, voglio dire, perché stavi Chi dietro? sei? Ciao, sono Maci e mi dovevo essere uno del pubblico, però il vostro gentilissimo collega della reception ha detto che non c'era più posto oggi, il vostro squisitissimo collega all'entrata ha detto che purtroppo era già al completo, ha detto non c'è posto per te, torna a casa, ha detto sto cancaro. Ma ti ho detto che è gentilissimo. No, però io ho promesso a mia mamma che vado a vedere Marco e Pippo e ha detto ha detto dire ti voglio bene mamma. Traduciamo in italiano il concetto di gnaomo. Uomo sarebbe non hai il coraggio di, diciamo, una cosa del genere. Mostrare il cartello. E mi dico, guarda, se te mi dai 1.000 euro, te vedrai che io mostro il cartello. E siamo d'accordo così che mi sgancia 1.000 euro. Mi sono qua col cartello, mamma, ti che a sganciare i 1.000 euro. Però hanno un bellissimo rapporto. Fa 1.000 euro che lo scrivo anche a me ti voglio bene. Per 1.000 euro vorrei bene anche a sua mamma. Non mi ha capito. Vabbè, allora io direi adesso di fermarci qui e di andare a collegarci con i nostri amici Duilio e Ines, che sono lontani da un po' di tempo. Sai Maci, anche loro sono una coppia, anche loro hanno dei figli, questi figli hanno avuto dei nipoti, ma ne sapremo di più nella rubrica Distanti Saluti. Sì, no, non mi interessa, mi basta che la sganci skate! Dai. Sganci skate! Insomma, Ine, te sento bene là a Londra, così il nipotino sta bene, è già un mesetto che te si via ormai, Ah, guarda Duilio, io sto benissimo qua. Te piuttosto mi domando, com'è andata la tua giornata oggi? Ma pioveva, per cui te sei, te blocca il cantiere, a pioggia non puoi fare... Però insomma, te fai che robe che diciamo col sole non te fai mai, diciamo così, una giornata da carte. Duilio, sì, tu stai in bar tutto il dì? Sì. Non avevo dubbi, guarda. Ascoltami, mi è arrivato qua un foglietto della parrocchia, volevo dirti perché non ho capito niente. Dimmi. È scritto, senti, visita ecumenico pastorale alla comunità vicariale. Vabbè, fin qua, ok. Ma non capisco che è scritto. Il parroco passerà a benedire la tua casa tra le 7 e le 19 di sabato prossimo. Cos'è che vuol dire? Quello che voglio dire, Duilio, che lì è il prete benedire a casa, sabato, che viene dalle 7 della mattina alle 7 della sera, non mi pare complicato. Ma 12 ore, cosa va a benedire? Matonea per matonea? Ma no, Duilio, la visita del parroco dura pochetto, però potrebbe arrivare da un momento all'altro, sarebbe il caso che daresti una sistemata alla casa. Anche. E non te vorrei mica che fai una brutta figura col nuovo parroco, te che dai una spolverata, te passi l'aspirapolvere e il moccio, basta. Ascoltami, passerò il soggiorno? Ma sei tomato tu che a casa e benedisce stanza abbastanza, Duilio? Ascoltami, ma cosa sai che vuol dire benedisse sta casa? Cosa va a fare? Allora, se dici una preghiera insieme, dopo il tira fuori un mestiere con cui scianza tutta la casa. Poi amico appena ne tai un scianza per tutto, è meglio che passa il mocio dopo che scianza, se no... Attento Duilio, fa quello che te vuoi, la cosa importante è che sia netto e che poi ricordati per ringraziarlo te che tu hai una busta con 50 euro. Ma no, sai con 50 euro quante buste che tu? Costa mia 50 euro una busta, Io so Duilio, la busta costa manco, ma tu rento la busta, metti 50 euro per ringraziarlo della visita. 50 euro? Ma quanta acqua va da buttare? Cosa avevo qua camionette e pompieri? Ciao persone, sono l'assessore Ciano Contin. Ho caro invitarvi a uno dei spettacoli di Marco e Pippo il trio comico, finalmente Live. Gireranno in tutto il Triveneto, segna una delle date, ti aspettiamo. Ah, se scrive Live e se legge live. Ah, è prima che sento... Scusami cosa... Non sapevo. Ciao, e ora stasera mi catto coi tosi a bere un sprissetto come o live. Hai capito? Qui al Senz'altro Show è arrivato un momento culturale. Sì,
perché molti personaggi famosi, importanti del nostro territorio, che hanno vissuto storie incredibili, però non sono così noti al grande pubblico. Beh, non sono proprio famosissimi, ma ne sapremo di più attraverso le storie del nostro protagonista Alberigo Fuffa con la sua rubrica I quasi famosi. Grazie. Nella scorsa puntata vi abbiamo raccontato l'incredibile storia del campione mondiale di nascondino Memphis Battiscopa e di quella finale del 1978 dove lui però perse uscendo dal nascondiglio per andare a ritirare la medaglia. Che sgammata, dai. Oggi vi racconteremo una storia incredibile, o come dicono gli inglesi, una storia incredibile. Certo. Tutti sanno che il primo uomo ad andare nello spazio fu il russo Yuri Gagarin. Certo. Pochi sanno che quello stesso percorso anni prima lo fece una cagnolina Laika nel 1957. Vero. Quasi nessuno sa però che molti anni prima il primo viaggio nello spazio con un essere vivente a bordo avvenne già con un astronauta italo-veneto a bordo, John Mercury Tiozzo. John Mercury Tiozzo. Perché italo-veneto? No, appunto. Correva l'anno 1930 o forse 1939. Scusi maestro, 30 o 39? Correva, non sono riuscito a leggere bene la targa. Siamo sotto Marina Beach, sono le 8:30 del mattino. John Mercury Tiozzo sta sorseggiando un caffè corretto Campari. Quando legge sul giornale un annuncio, vuoi diventare un astronauta, vuoi andare nello spazio, questa è la tua grande occasione. Sul giornale. Passa l'intero weekend a studiare fisica quantistica, astronautica, matematica. Astronautica. E lunedì mattina si presenta alla NASA per il colloquio davanti all'allora direttore Yanis Garavato. Ma non credo che sia un nome da direttore della NASA. Non ci va da solo, ci va con la cagnolina Lily perché la moglie aveva lezione di Zumba, era proprio impossibilitata a tenerla. O come dicono gli inglesi, e poi mi vuoi volgato nel canda e siete curiti. Certo, soprattutto lezioni di Zumba nel 39. Dopo 10 minuti di colloquio, Yanis Garavato non ha dubbi. Il primo ad andare nello spazio sarà la cagnolina Lily. No, ma forse c'è un errore, dice la cagnolina Lily. Io ho accompagnato solo un amico. Scusa, il Can parla adesso. Vabbè, fin qua mi pare la parte più credibile della storia. E così la NASA decide di prendere il 2x1, manda anche John Kennedy, Mercury Tiozzo, lo manda anche lui nello spazio. E subito loro partono, sono le 6 in punto, gli inglesi dicono it's 5 o'clock. Sarà 6 o'clock. No, è un'ora in drio, John Mercury Tiozzo inserisce la chiave nel lucchetto della catena che teneva l'astronave attaccata a un pilone della luce. Tipo una graziella ieri. Sì, che chiude anche a snobo. E il lancio è perfetto. Ai comandi Lily è disinvolta, guida con un braccio fuori dal finestrino. Sì. Dopo sole 2 ore sono già nello spazio infinito. Avrebbero anche risparmiato mezz'ora se non avessero trovato un incidente in Romea. Ma che giro che hai fatto? Da lì la vista è meravigliosa. John Fitzgerald Kennedy avrebbe detto boia che bello, ma noi stiamo parlando di John Mercury Tiozzo. Che da lì meravigliosamente, però è inspiegabilmente alle 11:10 le comunicazioni si interrompono per sempre. Come per sempre? Ma quello che sappiamo è che pochi minuti prima John Mercury Tiozzo con la cagnolina Lily al guinzaglio apre il portellone dell'astronave per portarla fuori a fare i bisogni di serale, venendo probabilmente risucchiati nello spazio. Probabilmente sì. Loro inspiegabilmente non si saprà più nulla. Inspiegabilmente. Abitante del pianeta Terra, se guardando il cielo vedrai una stella cadente, controlla allora, potrebbe essere Lily che sta facendo i bisognini. Ma che schifo! Ma dai! Questa era la storia di John Mercury Tiozzo, il primo astronauta italo-veneto che passerà alla storia col soprannome di El Macaco. Sì, tanto macaco. A proposito dei macachi. A proposito di macachi e di spazio, andiamo a vedere Duilio come che si è messo. Se è riuscito a sistemare un po' lo spazio a casa sua, andiamo a vedere come finisce Distanti Saluti. Chissà il nonno cosa sta combinando quell'insemenito. Se 3 giorni che non lo sento, chissà cosa che ha combinato. Pronto Duilio? Oh Ine, dimmi. Ine, dimmi, se 3 giorni che non ti sento, che non ti chiami, se tutto a posto? Certo. Ma tutto a posto? Certo. Detto mangiare un po'? Certo. La tolle è preparata? Certo. Si dopo dire solo certo. Certo. Perché dopo 2 mesi che te mi telefoni ogni giorno per domandarmi robe insulse che non ti si bonde fare, mi pare impossibile che sia più tutto a posto. Dimmi che anche alla lavastoviglie si devi andare. No. Io sapevo. No, i piatti sono stati lavati tutti a mano. E il letto se ho fatto? Certo, fatto con i soli nuovi stirati e messi su. E gatto anche roba pronta da mangiare per i prossimi giorni? Certo, frigo pieno. Duilio, so putrefatta. Duilio,
Sinto per caso da stare a casa di tua mamma? Certo. Bara, non avevo dubbi. Amore, di al nonno le prime paroline che ti ho insegnato di dirgli, dai. Compate. Bravo tesoro! Beh, mi pareva impossibile che Duilio ce l'avesse fatta, perché guarda... Pensa Gaia che siamo già arrivati alla fine anche di questa puntata e allora non ci resta che ringraziare il nostro magnifico pubblico. No, aspetta, ma Maci, taccagna, tira fuori Sky, non è bello. Sì. No, Ma per no. fortuna che aveva un bel rapporto Sì, con ho sua capito, mamma. ma non possiamo chiudere così. No, perché mi so come chiese dopo quell'altro che dirmi, ma non pensavo, io ero di scherzare, non ti davi Sky, allora ho un messaggio per mia mamma. Fora Sky, tutti insieme, fora Sky, fora Sky, Incredibile. fora E su Sky. questo inno d'amore noi diamo la fine di questa puntata. Un ringraziamento alla regia, al nostro coautore Carlo Negri, alla produzione Z, al nostro splendido pubblico, Taccagna. a tutti quanti, anche alla mamma De Maci. Vuoi dire qualcosa, Marco? Sì, voglio dire qualcosa anch'io. Dammi Cosa? Fora Sky! No. Fora Ora Sky! niente. Fora